Se si risistema per domani la lingua è a posto, perché ripeto, c'è tanto edema, però poi pian piano. Rischiava di morire soffocato dopo aver ingoiato una lattina arrugginita. Fortunatamente la sua presenza non è passata inosservata alla Guardia Parco di Cortina d'Ampezzo, nei pressi del lago di Sorapis, a circa 2000 metri di quota, quando hanno notato lo stambecco ieri pomeriggio mentre barcollava agonizzante. In gola una scatoletta di tonno arrugginita abbandonata da tempo tra i boschi. A dare l'allarme la Guardia Parco e i carabinieri forestali. Immediato l'arrivo dell'elicottero dei vigili del fuoco Drago 139 con a bordo un veterinario e una guardia provinciale. Dopo aver anestetizzato lo stambecco, il veterinario è riuscito a togliere dalla bocca la scatoletta di tonno che impediva all'animale di muovere la lingua. L'intervento, andato a buon fine, ha permesso al re delle Dolomiti di riprendere a saltare tra i suoi boschi sano e salvo. Bravo!